Atmosfere natalizie qui a Montallegro con il suo presepe vivente, storia, tradizione, religione, cibi e tanto altro. Andiamo a vedere. Assessore, 16 edizioni di presepe vivente, ma questa è veramente strepitosa. Sì, siamo alla 16ª edizione del Presepe Vivente a Montallegro, dove appunto è un presepe vivente perché abbiamo circa 200 persone tra attori, figuranti che espongono le arti antiche, tutto adornato da banchetti, ecco, banchetti dove il visitatore può apprezzare quelli che sono i prodotti tipici locali, mi riferisco al vino, mi riferisco all'olio, al pane appunto con l'olio, ai ceci e quindi praticamente tutte quelle prelibatezze che consentono di rendere vivo veramente questo Natale, cioè abbiamo un presepe dove esiste non solo ecco, la tradizione pastorale, quindi parliamo di una sagra religiosa, quindi dove abbiamo la natività, abbiamo i banchetti nuziali, abbiamo i banchetti dove le artigianali, abbiamo veramente tantissimo da offrire. Montallegro poi si contraddistingue perché è un presepe questo proprio pianeggiante in una zona centrale del nostro piccolo paese e praticamente accessibile a tutti, quindi anche ai disabili. Tradizionalmente il nostro presepe veniva svolto in una zona più alta, ecco, a Montallegro. Da alcuni anni si svolge proprio a piazza Giovanni Paolo II, dove ogni giorno affluiscono tantissimi visitatori. L'anno scorso abbiamo avuto circa 5.000 visitatori, alcuni anni arriviamo a 8.000, altri anni siamo arrivati a 10.000 visitatori, quindi è sicuramente uno dei presepi che diciamo, rende orgoglioso questo piccolo paese, che è un angolo della nostra provincia, un angolo della nostra regione. Per Montallegro il Natale diventa una celebrazione religiosa, ma un momento per raccogliere il suo popolo e diffondere tradizioni e cultura. Lo fate con questo straordinario presepe. Sì, è vero, un'esperienza di grande entusiasmo e di vita comunitaria. Io sono soltanto qua da 2 mesi, però ho notato che un grandissimo gruppo di lavoro, un insieme di figuranti che superano il centinaio, riescono a creare un vero clima natalizio, laddove l'esperienza della Sacra Famiglia diventa anche la possibilità di percorrere insieme una via, un percorso di usi e costumi e di assaggi gastronomici. Buonasera, benvenuti al presepe di Montallegro. Buonasera, un presepe riuscitissimo, Sindaco. Dopo 16 anni di esperienza penso che siamo nel clou dei presepi in provincia di Agrigento, diciamo che siamo uno dei migliori, dove ci sono delle ottime degustazioni e la particolarità è perché tutta la cittadinanza sta partecipando a questo evento. La signora lascia tutto e viene qua da noi, il sindaco lascia solo il ruolo del sindaco perché lo facevo di diventare sindaco, non capisco perché non si dovrebbe fare ora. Questo per dare un contributo a questa comunità, perché abbiamo tante cose belle da far conoscere a Montallegro e questo per noi è veramente cultura che vogliamo trasmettere, che loro ci trasmettono. La signora per esempio questa ricetta della focaccia è antichissima eppure ce l'ha trasmesso. Io non sapevo fare le focacce, la signora ha insegnato a noi a fare delle focacce, ma più di 12 anni fa. Adesso siamo noi a fare le focacce fino al 6. Il prossimo sarà giorno 5 e giorno 6. Venite, sarete benvenuti a Montallegro.